Secondo voi, quanto può degenerare una semplice lite familiare? Beh, ad Ulanova la risposta è arrivata con un'esplosione, letteralmente. È quasi a mezzanotte, una serata che si pronunciava tranquilla, quando all'improvviso un allevatore in pensione di 76 anni chiama i carabinieri per il panico. Il motivo è una lite furibonda in corso con un suo figlio, un 42enne disoccupato, già conosciuto alle forze dell'ordine e a quanto pare un evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'uso di sostanze stupefacenti. Un classico scenario di tensione che purtroppo si ripete in tante famiglie, ma questa volta è situazione precipitata in modo davvero violento e inaspettato. Quando i carabinieri della Nova sono arrivati sul posto hanno trovato il padre fuori di casa. Sì, avete capito bene, fuori casa perché il figlio l'aveva cacciato via con la forza. E qui ragazzi la storia prende una piega incredibile, perché mentre il genitore accompagnato ai militari cercava di rientrare per provare a chiarire la situazione, il 42enne, in evidente stato di alterazione, ha tirato fuori una bomba a carta, pensate, e l'ha lanciata proprio contro il padre e i carabinieri che stavano entrando nell'abitazione. L'esplosione è stata violenta e ha molti frantumi, vittime in una porta interna e purtroppo ha provocato anche dei feriti. Il padre ha riportato delle lesioni superficiali alle gambe, mentre un carabiniere che stava entrando con lui ha subito le lievi contusioni. Fortunatamente entrambi sono stati assistiti dal personale 118. Il padre ha scelto però di non farsi trasportare in ospedale e il carabiniere con una contusione di modesta entità non ha avuto bisogno di ulteriori cure, per fortuna. Ma pensate un attimo alla paura e all'adrenalina di quel momento, quando una discussione del genere si trasforma in un'esplosione. Il 42enne, l'aggressore, dopo essere stato subito immobilizzato dai carabinieri, ha iniziato a manifestare quelli che le fonti definiscono come intenti autolesionistici o anticonservativi. Un segnale chiaro di un disagio profondo che ha reso necessario il suo trasferimento d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato sotto osservazione. Un dramma nel dramma, quindi, che ci fa riflettere sulla complessità delle situazioni familiari e sui problemi di salute mentale o di dipendenza che troppo spesso le aggravano, trasformandoli in vere e proprie tragedie. Ma la storia continua, perché durante la successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno fatto una scoperta incredibile e hanno rinvenuto e sequestrato circa 1,5 kg, pensate, di marijuana già tritata, pronta per la possibile emissione sul mercato. Questo apre scenari diversi, l'autorità giudiziaria sta ora valutando la posizione del 42enne in relazione ai reati gravissimi come lesioni personali aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E non è tutto, sono ancora in corso accertamenti sui residui di quella bomba a carta per capire se fosse solo un fuoco pirotecnico di libera vendita o peggio ancora un ordigno artigianale. Perché se si trattasse di quest'ultimo la posizione del 42enne si aggraverebbe ulteriormente, rendendo quindi la situazione ancora più critica. Ora, credete che la presenza di stupefacenti sia stata la causa principale di questa esplosione di violenza in famiglia o ci sono dinamiche più profonde da considerare? Alla prossima!